Bentrovati telespettatori di 7 Gold, nuova puntata di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Da questa settimana ci siamo spostati di soli 20 minuti, dalle 15:20 alle 16:20, sempre appunto sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Puntata molto particolare perché ogni promessa è un debito. È ritornato qui con noi il presidente dell'Enna Calcio, Luigi Stompo. Com'è andata domenica? Intanto grazie Ettore per l'invito. È andata molto bene, una partita difficilissima, complicata contro un grande avversario. 3 punti pesanti, Tre punti pesantissimi per il proseguo del campionato. Abbiamo incontrato una squadra veramente forte che ci ha messo in grande difficoltà, ma l'abbiamo gestita bene e abbiamo portato a casa i 3 punti che erano fondamentali in questo È momento. soltanto però un punto di partenza per questa parte finale della stagione, perché sì, 4 punti di vantaggio nei confronti del Paternò sono tanti, ma non tantissimi. No, assolutamente, ancora non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto sicuramente un grandissimo risultato, abbiamo battuto, diciamo, la diretta concorrente, per cui ci avvantaggiamo perché avevamo soltanto un punto di vantaggio, adesso ne abbiamo 4, però ancora abbiamo 8 sfide, 8 finali e incontreremo squadre di tutto rispetto che, come abbiamo visto, diciamo, nel corso di tutto il campionato, mettono in difficoltà chiunque. È vero. Per cui bisogna lottare, non abbassare la tensione, è giusto goderci questo momento, dobbiamo subito serrare le fila e metterci a lavorare perché sappiamo che ancora è lunga la strada. I tifosi come hanno accolto questa importantissima vittoria in questo big match? Ma come ti dicevo c'è grande entusiasmo e non vedevamo questo pubblico da 40 anni. Rivederlo così pieno il Gaeta, il nostro vecchio Gaeta, è stato emozionante per me in particolar modo, che da 8 anni che insieme all'amico Fabio, che oggi purtroppo non ha potuto venire, abbiamo vissuto delle grandi emozioni, quindi c'è molto fermento, molta gioia in questo momento a Enna e ce la dobbiamo vivere, però dobbiamo stare con i piedi per terra perché ancora è molto lungo. Questa partita contro il Paternò, questa partita che dal punto di vista tecnico è stata vinta anche e soprattutto in campo, è anche un po' merito di Campanella? Ma assolutamente sì, come? Diciamo, se non l'artefice principale, ma comunque uno degli artefici, perché sappiamo che lui è entrato in corsa e quando prendi una squadra in corsa non è mai facile toccare i tasselli giusti. Lui invece ha avuto da subito le idee chiare, è intervenuto dove c'era da intervenire e diciamo che ha fatto una cosa stratosferica, secondo me è un record, adesso ci documenteremo, ma 12 partite, 12 vittorie in corsa, non so se ci sono Non è mai altre. facile, non è Non mai è facile, facile. non so se è mai successo sinceramente. Questa tipologia di percorso sicuramente è la tipologia giusta, però per buttare le basi per una vittoria finale. Grande merito al Paternò, che comunque continuerà ancora la sua chance anche con la Coppa, poi ci sono sempre i playoff. Tra l'altro i playoff con la vittoria del Modica in un certo senso si sono quasi riaperti. Sì, adesso il Modica è a 10 punti dal Paternò, quindi basta recuperare, bisognerebbe recuperare un punto al Paternò per riaprire, diciamo, le velleità di tutti per fare i playoff, quindi anche il Milazzo in questo caso potrebbe rientrare a fare i playoff, ma secondo me il Paternò ci darà ancora filo da torcere non solo per i playoff ma per il campionato. Ritorneremo chiaramente a parlare del campionato di eccellenza nella seconda parte della nostra trasmissione, perché come al solito la prima parte è dedicata al campionato di Serie D. Si è giocata l'8ª giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. San Luca batte Siracusa Calcio 1-0, LFA Reggio Calabria batte Gioiese 1918 2-1, FC Trapani batte Locri 1909 3-0, Caricattì batte Castrovillari 4-2, Città di Aciriale batte Licata 2-0, Nuova Igea Virtus batte Città di Sant'Agata 2-0, Real Casalnuovo batte Vibonese 2-1 ed infine San Cataldese Ragusa Calcio 0-0. Hanno riposato Portici ed Acragas.
La contemporanea sconfitta del Siracusa Calcio ha permesso al Trapani ancora di allungare in classifica. Eccola qua la schermata. FC Trapani 68 punti, 58 Siracusa Calcio, con 53 Vibolese Calcio, 43 LFA Reggio Calabria, 42 Real Casalnuovo, con 40 Città di Sant'Agata, 36 Ragusa Calcio, con 34 Città di Aciriale, 33 punti Licata Calcio, con 32 Nuovi Gea Virtus, 31 Canicattì, 29 Acragas, 28 San Cataldese, 23 Locri 1909, 21 punti per San Luca e Portici, 10 punti Castrovillari, chiude la classifica la Gioiese con 4 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 25 febbraio. Questi gli incontri: Acragas Real a Casalnuovo, Castrovillari Locri 1909, Città di Sant'Agata LFA Reggio Calabria, FC Trapani San Cataldese, Gioiese 1918 Città di Aciriale, Portici San Luca, Ragusa Calcio Nuova Egea Virtus, Vibolese Calcio Canicattì. Riposano Siracusa Calcio e Licata Calcio. Voglio partire da questa sconfitta del Siracusa in casa calabra, in casa del San Luca. Hanno mollato? Secondo me sì, perché chiaramente si sapeva che il Trapani era una corazzata, loro hanno fatto un'impresa, per 3/4 di campionato sono stati lì attaccati. Attenzione, i 58 punti attuali sono tantissimi, se non ci fosse stato il Trapani. Ma questo nulla toglie alla stagione del Siracusa, che sta facendo una stagione straordinaria, ripeto, per 3/4 di campionato ha dato del filo da torcere al Trapani, è stato a 2 punti e 3 punti a pari punti per una parte di stagione, per cui c'è solo da fargli i complimenti. Chiaramente il Trapani, te lo dissi se ti ricordi la volta scorsa, è vero. aveva qualcosa in più, diciamo, nell'organico e lo sta dimostrando poi alla fine. Adesso è allungato, ha messo, diciamo, la marcia più ha messo più la alta, sesta. ha messo la sesta, quindi sta andando avanti per la conquista del campionato. Però ripeto, va fatto un plauso al Siracusa che fino alla fine, diciamo, fino quasi alla fine, gli ha dato del filo da torcere. Poi ci saranno comunque anche i giochi dei playoff, tutto ancora è fattibile con un discorso di ripescaggio. Sì, per carità, però sappiamo i ripescaggi in Serie C sono veramente complicati, Molto quindi complicati. non è facilissimo, sappiamo bene, infatti questa è una delle problematiche del format del campionato di Serie D, ne parlavamo la volta Ci scorsa. vogliono i playoff con una squadra che se vince va in Serie Ma C. secondo me sì, magari un po' allargate a qualche altro girone, sicuramente adesso non so come, però bisogna dare uno stimolo a quelle 7-8 squadre che spendono, per carità, anche per dare più qualità, più entusiasmo al campionato. Giusto. Così facendo, diciamo, magari lo ravvivi e fai in modo, diciamo, che non ci sia una parte finale di stagione tanto per giocare. È vero, è vero. Sentiamoci la dichiarazione di Gaspare Cacciola dopo la sconfitta contro il San Luca. Troppe incognite per questa partita, il campo al limite della praticabilità, perché non che non si può giocare, i nostri giocatori purtroppo non è un alibi, ma non riuscivano neanche a stare all'impiede, perché è un campo particolare. Avevamo fatto di tutto, ci eravamo allenati in una superficie come Noto per cercare di adattarci immediatamente alla partita. Non dobbiamo sicuramente cercare degli alibi, dobbiamo analizzare quello che è successo oggi, la sconfitta. A noi per mentalità, come penso ai nostri tifosi, che mi dispiace perché obiettivamente erano tantissimi, volevamo condividere con loro un altro risultato importante, dobbiamo ripartire, dobbiamo avere questa fame di vittorie che dalla prossima partita non deve assolutamente mancare. Oggi onestamente nel nostro momento migliore, dopo la traversa di Aliperta, abbiamo sull'unico errore della partita, abbiamo concesso l'1-0, poi abbiamo cercato in tutti i modi di riprenderla, non ci siamo riusciti. Per noi il campionato continua, non dobbiamo assolutamente mollare, dobbiamo onorare partita dopo partita, ne mancano 10 e noi dobbiamo fare più punti possibili, perché comunque dobbiamo arrivare il più in alto possibile e cercare eventualmente la migliore classifica per quello che potrebbe essere un playoff. LFA Reggio Calabria che ritorna a vincere, vittoria netta contro la Gioiese 1918. LFA Reggio Calabria che, a detta di tutti, la prossima stagione sarà la squadra da battere.
Ma sì, dicono, gli addetti ai lavori dicono così, chiaramente Reggio Calabria è un centro importante, sappiamo che quest'anno dal fallimento è arrivata in Serie D, è arrivata all'ultimo giorno, quindi magari Era impossibile non recuperare era impossibile fare tutti quei punti. assolutamente, quindi hanno fatto quello che potevano fare, poi stanno facendo un campionato dignitoso, alla fine sono quarti se non ricordo male, Sì, sono quarti. in classifica. Ma al prossimo anno, secondo me, è giusto che la Regina vada dove deve andare. Ed è a dimostrazione del fatto che il campionato di Serie D, soprattutto il girone I, ogni anno regala squadre con un certo blasone, no? È proprio per questo, secondo me, bisognerebbe rimodulare il format del campionato, perché quando tu metti squadre come il Catania, il Palermo, la Regina, chiaramente le altre squadre sanno già che è il primo posto, che è E gli l'unico investimenti sono relativi. quindi perde di valore quel campionato. Quindi se dai invece un interesse diverso, magari lo rendi più avvincente. Torniamo a parlare di questo Trapani che ha dimostrato per mentalità, organizzazione e anche determinazione da parte soprattutto del suo funambolico presidente, che l'obiettivo era quello della Serie C, e sin qui hanno dimostrato con i fatti che il presidente aveva ragione. Ma assolutamente, magari il presidente può, con le sue esternazioni, può sembrare magari antipatico o presuntuoso, però devo dire che ha le idee chiare, ha sempre avuto le idee chiare dal primo giorno, e i fatti gli stanno dando ragione. C'è un rullo compressore, non perde una gara, per cui... Anzi, non possiamo dirgli proprio nulla. Colgo l'occasione per vedere a questo punto gli highlights con l'intervista ad Alfio Torrisi. Ancora una volta questa squadra ha dimostrato oggi più che mai di avere una mentalità vincente, importante. Sapevamo che era una ghiottissima occasione per noi oggi e dovevamo dimostrare a noi stessi soprattutto che ormai diamo costanza, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Ho detto alla squadra nel discorso prepartita, oggi più che mai bisogna dare continuità e dimostrazione che la nostra mentalità è quella che ci ha contraddistinto per tutta la stagione, perché è una squadra povera, piccola, dopo il risultato della nostra diretta concorrente di ieri pomeriggio può pensare di aver già vinto alle 5 del pomeriggio di sabato. Una squadra invece che ha grandi valori, una squadra che ha una mentalità vincente, che vuole sempre vincere, dimostra che scende in campo con un grande atteggiamento, con un grande approccio, perché quello che contava non era ieri pomeriggio alle 5, ma oggi pomeriggio alle 5, perché è sotto gli occhi di tutti ed è una cosa che penso che non lascia dubbi che questa vittoria, portandoci a più 10 dalla nostra diretta concorrente, è una vittoria importante. Abbiamo chiesto ai ragazzi un grande approccio, con grande determinazione. Sapevamo che era una partita complicata perché le trasferte sono tutte difficili, con squadre che devono cercare punti per fare la salvezza, per raggiungere l'obiettivo, e questa squadra ha dimostrato che ancora una volta ha grandi valori, soprattutto di gruppo, oltre che delle qualità enormi. E quindi abbiamo fatto una buona prestazione, un grande primo tempo, escluso gli ultimi 6-7 minuti dove c'è stato un attimo un po' di confusione e ci siamo abbassati. Il secondo tempo magari abbiamo un po' più pensato a gestire la gara, ci siamo un po' abbassati, cercare qualche ripartenza per chiuderla, nonostante ciò abbiamo avuto 4-5 occasioni, penso limpidissime per chiuderla prima, e poi alla fine l'abbiamo chiusa con Montini. Sono soddisfatto perché continuiamo a migliorare con costanza, ma soprattutto diamo continuità all'aspetto mentale e alla nostra mentalità, che deve essere quella di poter vincere quanto più partite possibile, e non ci possiamo fare influenzare sicuramente da cali di concentrazione dettati, come poteva accadere a una squadra con una piccola, tra virgolette, mentalità. Dopo la sconfitta delle Siracusa di ieri potevamo entrare in campo molli con l'atteggiamento di squadra che aveva già vinto, invece ancora una volta abbiamo dimostrato l'inverso. E per questo non mi resta che fare i complimenti ai ragazzi, perché lo meritano, perché ancora una volta sono stati encomiabili, e adesso ci vediamo questi 3 punti e torniamo a casa soddisfatti, e ancora una volta ci siamo fatti trovare pronti ad un appuntamento che non potevamo mancare.
Canicattì torna alla vittoria importantissima proprio anche in prospettiva salvezza, una vittoria contro il Castrovillari che probabilmente a questo punto vede sempre allontanarsi di più la possibilità di rimanere in Serie D, mentre insomma la squadra agrigentina prende fiato e probabilmente si prepara per la parte finale della stagione con più serenità. Queste sono vittorie importanti perché ti permettono di affrontare la parte finale di stagione con serenità, allenarti durante la settimana in modo tranquillo e ti permettono magari di poter fare qualche risultato in più nelle giornate che vengono. Adesso basta qualche punto in più per garantirsi, diciamo, la permanenza in Serie D. Ci dispiace un po' per il Castrovillari che da sempre è stato una società che comunque in Serie D si è sempre fatta valere. Sì, ma quello che io noto è che in questo momento tutto il calcio calabrese sta avendo dei problemi da un punto di vista economico, ambientale. Adesso, infatti, se vediamo quelle più attardate in Serie D sono le squadre calabresi. Per non parlare del Lamezia che si è proprio ritirato in questa stagione. Quindi io spero che nei prossimi mesi e nei prossimi anni, diciamo, il calcio calabrese si possa riprendere, perché è importante fare un torneo interregionale con le squadre calabresi di livello. Di livello. Attenzione perché voglio parlare un po' di questa crisi del Licata, un'altra sconfitta 2-0 in casa del Città di Aciriale, grande merito per la squadra accese, ma ci sta veramente sorprendendo questa parte della stagione, la squadra di Romano non riesce a fare punti che possono in questo momento comunque garantire anche una certa serenità in classifica. Sì, secondo me al Licata hanno subito, diciamo, il fatto che siano partiti bene, molto bene. Molto quindi, bene. Anche da un punto di vista mentale, secondo loro, avevano già acquisito l'obiettivo, che era quello della permanenza in Serie D. E questo, quando poi stacchi la spina per un po', poi riprendere il cammino è difficile, soprattutto complicato. in Serie D. Assolutamente sì. Perché quelle di sotto corrono anche. Esatto, quindi secondo me stanno pagando questo e riprendere il cammino gli sta venendo un po' difficile. Però secondo me le qualità ce le hanno e alla fine arriveranno all'obiettivo. Arriverà sicuramente all'obiettivo questo Aciriale che ha dimostrato con la campagna acquisti soprattutto di dicembre, con l'inserimento di qualche giocatore, di potersi comunque tirare fuori. Noi qualche settimana fa abbiamo ospitato il direttore sportivo Agatino Chiavaro che ha proprio detto questo: intanto stabilizziamoci e poi il prossimo anno vedremo cosa succederà, perché credo che comunque stabilizzarsi nella categoria, soprattutto con una nuova dirigenza, non è mai facile. Ma assolutamente, ci sono poi annate e annate, Aciriale è una grande piazza, ha una storia importante, per cui una tifoseria importantissima, qui merita di fare campionati importanti. Chiaramente hanno avuto un cambio di società, quindi ci sono delle annate che ti devi un po' mantenere, e quindi in questo caso penso che quest'anno stiano facendo questo, mantengono la categoria per poi organizzarsi meglio come sanno fare. Si è completamente invece tirata fuori dalla crisi societaria tecnica la nuova Igea Virtus, neopromossa in questa stagione, batte il Città di Sant'Agata e adesso sì che insomma la sua stagione può ritenersi più che sufficiente. Sì, te lo dicevo la volta scorsa, secondo me l'Igea avevano un'ottima squadra, hanno avuto un passaggio a vuoto stranamente, ripeto, perché la squadra forse con l'arrivo anche del nuovo allenatore hanno avuto, ripeto, un passaggio a vuoto, adesso hanno ripreso la marcia giusta e secondo me si salveranno serenamente. Guardiamoci il servizio, vittoria proprio per la squadra della nuova Igea Virtus 2-0 contro il Città di Sant'Agata. Il super derby messinese di Serie D sorride all'Igea Virtus che dal Contres Barone batte il Città di Sant'Agata con un gol per tempo, un successo mai in discussione per l'11 di Francesco Di Gaetano che parte subito aggressivo sfiorando per 2 volte il vantaggio, prima con Trombino che dopo 2 minuti costringe Iovino agli straordinari e 5 minuti dopo con l'ex Calafiore che non approfitta del generoso regalo di Iovino calciando alto da posizione vantaggiosa. Vantaggio che i giallorossi trovano però al minuto 17 quando Longo con una fantastica conclusione da quasi 50 metri sorprende Iovino fuori dai pali facendo così Igea Virtus 1 Sant'Agata 0.
e gol che fa esplodere di gioia i tifosi giallorossi per Sebastiano Longo, che segnò anche nel derby di andata. Si tratta dell'11ª rete in campionato. Il Sant'Agata prova comunque a rispondere, ma i tentativi di Capogna al 18° e di Alagna al minuto 32 non sortiscono il pareggio sperato, mentre al 36° solo una super parata di Jovino nega Ordonez la gioia del raddoppio. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match e così, dopo i tentativi dei giallorossi operati da Di Piede al 48°, il cui colpo di testa è respinto da Nunzi quasi sulla linea di porta, e la zuccata di Trombino 10 minuti più tardi, terminata di poco alta. Ligia Virtus chiude il derby al minuto 76 quando Ordonez raccoglie il servizio dal fondo di Ferrigno e col sinistro mette alle spalle di Jovino il raddoppio per i suoi. 2-0 per la formazione barcellonese, secondo gol consecutivo per il calciatore spagnolo-colombiano dopo quello decisivo contro la Gioiese. Nel finale locali che potrebbero anche calare il tris, ma prima Aveni da pochi passi non centra lo specchio della porta e infine Di Piedi al 92° calcia alto sulla traversa. La quinta vittoria di fila consegna a Ligia Virtus il punto numero 32 in classifica. Giallorossi che si portano a +9 sulla zona play-out e vedono sempre più vicino la salvezza, mentre il Città di Sant'Agata, che si ferma dopo 5 risultati utili di fila, scivola in sesta posizione e rimane a quota 40 punti. Vibonese che perde in casa del Real Castelnuovo 2-1, Vibonese che ha dato tantissimo soprattutto nella prima parte della stagione, da più parti insomma si è detto che era la vera antagonista insieme al Siracusa del Trapani. Probabilmente adesso hanno riposto nel cassetto i loro sogni e chissà, magari tutto rinviato alla prossima stagione. Sì, penso che abbiano fatto la stessa cosa che ha fatto il Siracusa. Adesso hanno capito che è complicato inseguire il Trapani e recuperare 8, 7, 10 punti a quella squadra è veramente difficile, soprattutto perché non perde mai, per cui è complicato. Molto complicato. Quindi staranno facendo un finale di campionato tranquillo e poi si organizzeranno per giocheranno anche i playoff, comunque un certo. Posizionamento ottimo nei playoff può dare qualche chance, però come hai detto bene tu, insomma le chance di ripescaggio sono difficilissime. Guardiamoci gli highlights con le interviste post partita. Con questa partita disputata oggi abbiamo superato l'obiettivo dei 40 punti, siamo a 42 punti, siamo in zona playoff. E che dire, abbiamo giocato contro la terza in classifica, una squadra di professionisti che gioca benissimo, grande gioco, ci siamo difesi alla grande, i ragazzi hanno ancora una volta confermato il loro spirito di squadra e l'obiettivo alla vittoria. Prova non all'altezza come al solito nostro, purtroppo oggi abbiamo trovato di fronte un avversario che ci ha messo sotto per larghi tratti e poi inutile stare a recriminare su determinate situazioni, purtroppo fanno parte del gioco. Abbiamo trovato di fronte un avversario con più voglia di noi, l'ha dimostrato e ha portato meritatamente i 3 punti a casa. Ma il Real Castelnuovo ormai è una squadra che già si è consolidata in questo girone, sapevamo chi affrontavamo, avevamo già visto all'andata, comunque abbiamo visto anche il percorso con le ultime partite, una squadra importante con over di categoria anche superiore, vari Sarno, Bucolo, Pezzi e under veramente bravi, quindi non è una sorpresa e stanno facendo un buon campionato. Una prestazione importantissima contro un avversario forte e importante che ha tenuto testa alle grandi del campionato, il Trapani e il Siracusa. Quindi solo complimenti a loro per l'impegno e per la mentalità con cui hanno affrontato questa gara. Adesso continuiamo, non ci prefissiamo più obiettivi, cerchiamo di affrontare tutte le partite come abbiamo affrontato questa, allo stesso modo, con lo stesso impegno, con la stessa idea e continuiamo il nostro cammino. L'importante era portare i 3 punti a casa oggi, ci siamo riusciti, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, che è la salvezza, adesso punteremo chissà ad altro. Già ero emozionato alla prima, anche perché con l'esordio con la mia squadra, la mia città, molto emozionante, oggi ancora di più con la gente
che conosco, quindi molto emozionato. Chiudiamo adesso il tabellino riguardante il campionato di Serie D, parliamo della San Cataldese, 0-0 contro il Ragusa. Anche San Cataldo ha avuto qualche settimana di crisi, adesso è arrivato Passiatore, allenatore che vuole assolutamente emergere, ha tanta voglia di far bene, ex attaccante storico del Catania, la prima volta che allena in Sicilia. Io credo che il suo entusiasmo abbia dato nuova linfa a San Cataldo. Sì, sai, ci sono quelle annate dove tutto ti va storto, non riesci a trovare il bandolo della matassa, quindi sai, magari cambiare, come poi è successo a noi, cambiare Sì. un po' il registro ti dà quella scossa importante per poi prendere la strada giusta, e penso che stiano facendo questo a San Cataldo. È importante che almeno nelle prossime gare facciano qualche punto per fare di nuovo il finale di stagione in modo tranquillo. Questo problema però non ce l'ha il Ragusa, perché insomma il Ragusa quest'anno ha veramente disputato una bellissima stagione, per cui la stabilità poi di giocare con serenità gli incontri clou ha permesso di fare punti che alla fine adesso in questo momento sono importanti per la classifica. Sì, ma vedi, perché tu sai meglio di me, il campionato di Serie D è molto difficile, molto lungo, dispendioso, quindi ci sono dei passaggi a voto ogni squadra. Se tu vedi ci sono dei momenti che hanno dei cali e hanno 3-4 partite dove non raccolgono punti, è giro, per cui è importante, anche se pochi, fare sempre punti, un punto, un pareggio qui, perché si muove la classifica, muovi la classifica e hai morale, diciamo. Se invece fai 5-6 sconfitte di fila poi diventa dura, molto pesante. Bene, ci fermiamo qui, prima pausa dedicata come al solito al campionato di Serie D, tra poco rientreremo in studio e parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria, ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima, Technology for Life.
Seconda parte della nostra trasmissione, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Seconda parte dedicata adesso al campionato di eccellenza, ospite in studio il presidente dell'Enna Calcio Luigi Stompo. Una battuta anche sul girone A prima di conoscere risultati e classifica, un girone A che comunque ha in questo momento una squadra leader che è la Nissa, però questo Pro Favara non molla. No, non muore, il Pro Favara è una grande squadra, c'ha un organico importantissimo, alla stessa stregua della Assolutamente, Nice. assolutamente. Ha sbagliato un paio di partite purtroppo, che altrimenti sarebbe attaccata alla Nice in questo momento. Se non avesse perso domenica scorsa a Castellammare, oggi parleremo di una squadra ancora una squadra più corta. A un punto, probabilmente 2 punti, quello che è. Per cui ancora lì c'è da giocare, per quanto riguarda il primo posto c'è da giocare, non molla. Guardiamo subito il tabellino per quanto riguarda questa giornata nel girone A del campionato di eccellenza. Settima giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Unitas Sciacca che pareggia in casa 0-0 con la Folgore Castelvetrano. Accademia Trapani batte Aspra 2-0. Super Giovane Castelbuono batte Casteldaccia 2-1. Don Carlo Misilmeri Nissa FC 1-1. Geraci Castellammare 0-0. Mazzara 46 batte Athletic Club Palermo 2-1. Oratorio San Cile e San Giorgio batte Mazzara 2-0. Pro Favara 1984 batte Fulgatore 1-0. Adesso sono soltanto 4 i punti di vantaggio per la squadra di Nicola Terranova. Nissa al primo posto con 59 punti, 55 Pro Favara, 39 Castellammare e Mazzara 46. 37 punti Super Giovane Castelbuono con 28 Unitas Sciacca, Athletic Club Palermo. 26 punti Don Carlo Misilmeri, 25 per Oratorio San Cile e San Giorgio, Geraci e Folgore Castelvetrano. 23 punti Accademia Trapani, 18 Casteldaccia con 17 Aspra e Fulgatore. Chiude la classifica il Mazzara con 16 punti. Beh, effettivamente guardando questa classifica il divario è considerevole. Sì, c'è questo gap importante tra le prime due e le altre. Le prime due chiaramente vanno a un ritmo vertiginoso, le altre stendono un po', infatti c'è una parte di 8-9 squadre che sono richiuse lì in qualche punto. Ma distaccatissimi, sì, dalla seconda mi pare che sono 16 punti al 55 con 39 per dire, esatto, quindi sono tanti, a dimostrazione che comunque il lavoro che hanno fatto le due realtà, ovvero Nissa e Pro Favara, è considerevole, soprattutto per la categoria, cioè hanno creato uno squadrone che ha permesso veramente di fare il vuoto. Sì, perché magari sai, quando nel proprio girone vedi che c'è una squadra che investe tanto dall'inizio, in questo caso 2 come il Favara, magari le altre un po' fanno un passo indietro, investono un po' meno e fanno crescere qualche giovane, non mi sembra nemmeno tanto sbagliato. Guardiamoci a questo punto proprio il pareggio all'ultimo istante della Nissa contro la Don Carlo Misilmeri. Buon pomeriggio da Francesco Cammuca, bentrovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Si affrontano Don Carlo Misilmeri e Nissa, giornata numero 22 del campionato di eccellenza, girone A. Come di consueto anche tanti tifosi come sempre da Caltanissetta. Pallone nel mucchio, palla che rimane lì ed esce di pochissimo, dovrebbe averla toccata e Spasa. Le finte di Romano che riesce a mantenere il pallone. Romano ancora va sul fondo, la palla arriva in mezzo, c'è la conclusione dal limite dell'area, tentata da Cerniglia, palla fuori. Meglio la Don Carlo fin qui nei primi 20 minuti. Ricciulli prova a puntare Ruano, Ricciulli destro, sopra la traversa, di pochissimo il tentativo di Ricciulli. Ricciulli si è acceso il 77, tocco indietro, Cerniglia, zona di sparo per lui, finta il tiro, non c'è più luce e allora tocco a Miliziano. Il cross di Miliziano, Pavisic! Colpo di testa alto, ma molto, molto bene la Don Carlo. Corre Galfano, la palla viene poi giocata, Semenzin fermato, poi Galfano con questa conclusione improvvisa, repentina, palla che si perde fuori. Cerniglia allarga ancora per l'ex Mazzara, uno sguardo al centro, serie di finte, Ricciulli propone il cross, palla che arriva! C'è l'uscita di Elezai sui piedi di Lavardera nel primo tempo.
tempo che si chiude sullo 0-0. Ricciulli, 1 contro 1 con Bieto, serie di finte, Ricciulli sul fondo, propone il cross, secondo palo! E la palla toccata da Lo Gerfo, sopra la traversa. Con le mani la Vardera, prova ad arrivare Espasa, poi Romano, pallone scodellato in mezzo, secondo palo Ricciulli, prolunga di testa! Vantaggio Don Carlo, meritato per quello che si è visto. Santiago Pavisic, che dunque sblocca il risultato, esplode il Giovanni Aloisio, passa in vantaggio da Don Carlo Misilmeri. Tocco che favorisce Agudiak, la girata su Semenzin che prova a buttarsi nello spazio. Semenzin corre inseguito da Pellegrino, sterzata di Semenzin che quasi incespica, il pallone è ancora suo. Semenzin blocca Zummo, conclusione non semplice da controllare. E allora Privitera gira su Gueye, Miliziano di testa rischioso ma efficace. Espasa sbaglia e allora palla buona per il tentativo di Dall'Oro, sopra la traversa, occasione Nissa. Gueye converge, ha seminato Cosentino, la palla per Dall'Oro, ora Rossi che propone al centro, Pellegrino prende anche questa. Tripoli può avanzare, sinistro di Tripoli, alto sopra la traversa. 4 in barriera per Zummo nonostante la distanza, la battuta invece di Privitera, palla che scende, la mette dentro Privitera, il controllo di Agudiak, limite dell'area Dall'Oro cerca luce per il tiro, ribattuto, arriva Neri, arriva il pareggio della Nissa, il gol da parte di Neri nel corso del recupero, il pareggio della Nissa, minuto 92, ed esplode la gioia del pubblico nisseno, il gol di Dario Neri e l'arbitro mette il fischietto alla bocca, finisce la partita, è 1-1 tra Don Carlo Misilmeri e Nissa. Il pareggio 1-1 tra Nissa e Don Carlo Misilmeri certamente ha avvantaggiato questo Pro Favara. Nel frattempo stiamo guardando le immagini di Calcedonio Iacuzzo, un Pro Favara che vince una partita ostica contro questo Fulgatore che è bassissima in classifica, ma che come al solito, soprattutto le squadre che cercano di salvarsi, mettono anima, determinazione e agonismo. Ora, a questo punto della stagione, ogni partita è veramente difficilissima. Assolutamente, ma lo sappiamo, il girone di ritorno è tutta un'altra storia, perché chiaramente non c'è più appello, quindi ogni punto pesa ancora di più e le squadre che hanno necessità e fame di punti per i propri obiettivi, come la salvezza in questo caso, proprio buttano il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire. Sono 4 i punti adesso di distacco del Pro Favara proprio nei confronti della Nissa, non c'è più lo scontro diretto, adesso le partite che possono fare un po' ago della bilancia possono essere quelle squadre che giustamente debbono lottare. Il Pro Favara vincendo con il Fulgatore ha fatto veramente un grande passo in avanti, perché è una squadra che deve fare punti e quindi gioca appunto con quella determinazione che abbiamo detto. Vedremo come andrà a finire. Pronostico? Secondo me vince la Nissa. Vince la Nissa, con il Pro Favara che poi si giocherà il tutto nei playoff. Bene, voltiamo pagina perché adesso parliamo del Girone B e parliamo chiaramente dell'Enna Calcio. Anche qui si è giocata la 7ª giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati. Mazzarone Calcio batte Messana 1966 3-1, Imesi Atletico Catania 94 batte Santa Croce 4-0, Rocca Acquedolcese Città di Gela 1-0, Enna Calcio batte Paterno Calcio 2-0, Ionica FC batte Real Siracusa Belvedere 5-0, Mister Bianco 2011 batte Leon Fortese 1-0, Milazzo Nebros 1-1 ed infine Modica Calcio batte Leonzio 1909 2-0. 56 punti per l'Enna, attualmente al primo posto in questo girone B del campionato di eccellenza.
con 52 abbiamo il Paternò, con 42 il Modica Calcio, 36 Milazzo, 34 Ionica FC, con 33 Real Siracusa Belvedere, 32 Città di Gela, con 29 Rocca Acquedolcese, 27 punti per Nebros, Mister Bianco 2011 e Di Mesi Atletico Catania, con 26 Mazzarone Calcio, 23 Leonzio 1909, 16 punti per Leonfortese e Messana 1966. Chiude la classifica il Santa Croce con 12 punti. Prima di ritornare a parlare del big match Enna-Paternò, una battuta su questo Modica, che a questo punto può veramente diventare l'ago della bilancia, soprattutto per quanto riguarda la griglia playoff. In panchina è arrivato Settineri, è arrivata addirittura già subito la seconda vittoria consecutiva, un calendario per fortuna in questo caso per il Modica un po' agevole. Domenica prossima giocheranno con il Santa Croce, potrebbe in un certo senso anche accorciare un po' il distacco con questa potenziale seconda in classifica e quindi i playoff dovrebbero essere di nuovo protagonisti nel girone B. Playoff che secondo me servono perché danno più equilibrio anche alla stagione. No, assolutamente. Guarda, io voglio fare un plauso alla dirigenza del Modica. Perché terzo cambio tra l'altro. Terzo cambio, perché non era facile fare un terzo cambio in panchina dimostrando proprio di voler proprio a tutti i costi fare i playoff, perché in quei momenti sai ti può vincere lo scoramento, il fatto di voler gettare un po' la spugna. E invece non hanno mollato, hai detto bene. Non hanno mollato, questa glielo riconosco e non è facile perché ci sono dei momenti poi dove tu un po' ti lasci andare, soprattutto quando i risultati non arrivano, quando hai tutto contro, hai la piazza contro, quindi mantenere il pugno saldo in quei momenti significa che sono una grande dirigenza. Tra l'altro sottolineiamo che hanno inserito all'interno della scelta tecnica 3 allenatori di grande nome, Betta, Strano e adesso Settineri, quindi hanno anche cambiato 3 mentalità in corsa. Sì, ma è indubbio che magari abbiano sbagliato qualcosa, perché loro hanno una squadra importante, con nomi importanti, per cui sicuramente qualcosa l'avranno sbagliata, però avere questa tenacia, questa voglia di non mollare, secondo me è importante per i dirigenti e per le squadre, quindi voglio fare un plauso proprio per questo motivo, perché tutto lasciava pensare a tutti che avessero mollato, e invece no, e poi i risultati in parte gli danno ragione, perché al momento sono perfettamente in corsa per fare i playoff e giocarsela. Guardiamo gli highlights e le interviste post partita. 2-0 contro il Santa Croce da parte del Modica. Come ho detto dal mio arrivo è un percorso. Dobbiamo condividere un'idea di gioco che pian piano cercheremo di evolvere. Ovviamente abbiamo poco tempo e dobbiamo essere anche concreti nelle cose, quindi dobbiamo sapere abbinare in questo momento i risultati al gioco. C'è stata una evoluzione in positivo per quanto riguarda alcuni concetti e quindi ringrazio per questo la disponibilità infinita dei ragazzi durante la settimana e anche in campo per cercare di forzare probabilmente qualche giocata per codificarla nel miglior modo possibile. Credo, come ha detto lei, che a tratti si sono espressi veramente bene. Dobbiamo migliorare tantissime cose, dobbiamo essere più cattivi sotto porta perché in realtà ci siamo arrivati tante volte e quindi potevamo essere un po' più determinati da questo punto di vista. Io ho una concezione del gruppo dove ognuno di loro, lo dico costantemente e l'ho dimostrato, rispetto a Mazzarone ci sono stati parecchi cambi e credo che un gruppo vince e non un'unica unità, e se i ragazzi riescono a condividere quell'idea di cui parlavamo prima tutti insieme e si fanno trovare pronti, ognuno darà un contributo per cercare di fare il massimo. Oggi il massimo è giocarci ogni partita per cercare di far bottino pieno, cercare di vincerle, ma non per presunzione, perché è l'unico modo per poterlo fare. Se poi qualche risultato ci può essere favorevole è un altro discorso. A noi interessa fare il nostro percorso. Sappiamo che dobbiamo vincere più gare possibili da qua alla fine.
nel rispetto di tutti gli avversari, ma sappiamo che passa da noi. Se le vinci tutte probabilmente ci sei, se ne vinci qualcuna meno le probabilità si accorciano, non dobbiamo illudere le persone. Il risultato è un risultato che ci poteva essere, non ci poteva essere, ma con i ragazzi non ne abbiamo parlato durante la settimana, noi parliamo di noi e di Modica, e voglio che tutti capiscano che all'interno si lavora per raggiungere questo obiettivo. Credo che sia rispettoso per la città, per la proprietà, per i dirigenti e per i tifosi, perché un calciatore deve conoscere l'ambiente in cui si trova. Credo che aiuti a capire quanto magari ci si può tenere a una maglia, e credo che professionalmente sia il minimo che questi ragazzi hanno fatto. Ho saputo che c'era questo museo, ho chiesto se era possibile visitarlo e quindi ho spostato la riunione tecnica di un quarto d'ora, perché era giusto, secondo me, dare un giusto riconoscimento a tale bontà di idea, e i ragazzi così magari capiscono che in questo campo ci sono stati dei momenti vissuti dalle persone e da questa società importanti. Sono contento della prestazione personale, però quello che conta è la prestazione di squadra. Credo che oggi abbiamo dimostrato, insomma, che sappiamo giocare a calcio e che lavoriamo sodo durante la settimana, mettendo sul campo, insomma, le idee che ci dà il mister. Quindi sono contento soprattutto per quello, perché, insomma, indipendentemente dagli interpreti in campo siamo una squadra, e oggi credo che lo abbiamo dimostrato col fraseggio, col palleggio, con la cattiveria, con l'agonismo, insomma tutte le componenti che servivano per vincerla questa partita e portarla a casa. Non è cambiato nulla, abbiamo cambiato naturalmente metodologia di lavoro, perché ogni mister ha la propria. Il mister Settineri ci chiede alcune cose e noi cerchiamo di mostrarle in campo. Credo che, insomma, si veda che il mister vuole che giochiamo sempre la palla, che la buttiamo poche volte, e a tratti oggi ci siamo riusciti. È chiaro che ancora è solo 2 settimane che stiamo insieme, ci sono alcuni meccanismi da oleare, ma questo credo sia normale, anche se di tempo non ce n'è tanto e sappiamo che abbiamo margine di errore zero, ecco. Paternò che giocherà in casa domenica prossima contro il Milazzo. Milazzo che, se avesse fatto un campionato più equilibrato, probabilmente avrebbe avuto qualche punto in più. Sì, diciamo che sono partiti un po' male, hanno avuto la prima parte di stagione dove hanno perso diversi punti anche immeritatamente in alcune gare, e per cui in questo momento si trovano qualche punto in meno, però è una signora squadra. Io mi ricordo, siamo andati a Milazzo, è stata una partita complicatissima, durissima, siamo usciti lì poi alla grande con 3 gol nel secondo tempo, perdevamo 1-0, quindi c'era un tempo, mi ricordo c'era una giornata bruttissima, ma ci hanno messo in grandissima difficoltà. Si ritorna a parlare dell'Enna Calcio, 2-0 contro il Paternò. Nel frattempo stiamo guardando alcune immagini di questa bella vittoria, ma una vittoria anche di pubblico, di affluenza, di tifo vero, fatto con il cuore. A Enna era da parecchio tempo, insomma, che c'era voglia di riassaporare queste atmosfere. È stata veramente emozionante. Io ho visto lo stadio così gremito in ogni ordine di posto, con tutti quei colori, quelle bandiere, quei bambini che erano felicissimi. Erano lì per l'Enna Calcio. Assolutamente sì, e ripeto, questo può sembrare una cosa normale, scontata, ma da dove veniamo, dal periodo in cui veniamo, dove siamo, significa che dietro c'è un gran lavoro. La città ci segue, ha capito gli sforzi di questa dirigenza e ha capito che è possibile fare bene, perché se tutti remiamo dalla stessa parte nulla è precluso. Nulla, assolutamente. Ripeto, vedere quel pubblico ci ha emozionato tanto, sia me che Fabio eravamo fortemente emozionati, al di là del risultato, al di là della partita che poi fortunatamente abbiamo vinto, però emozioni importanti. Assolutamente, però è anche vero che è una solita domanda che ti faccio anche questa volta: questo benedetto stadio il prossimo anno in Serie D?
Guarda Ettore, ci stiamo Lo so che non ne dovremmo parlare di No, Serie D, perché è giusto No, per questione anche di scaramanzia. Assolutamente, dico, ma al di là della categoria noi ci stiamo lavorando per ristrutturare lo stadio, stiamo ultimando, te l'avevo detto la volta scorsa, adesso siamo in dirittura d'arrivo, penso che entro fine marzo presenteremo un project financing al Comune per la ristrutturazione quasi integrale di tutto lo stadio. Per cui chiaramente è un iter che impiega un po' di tempo, però è necessario farlo e ci stiamo muovendo anche con altri investitori che ci daranno una mano. Tra l'altro tutto questo insieme a quella che è l'organizzazione della nuova prossima stagione, qualunque essa sia. Io non mi voglio sbilanciare per evitare anche di metterti in difficoltà, però è anche vero che una stagione importante bisogna organizzarla molto prima. Sicuramente, ma ripeto, io come ti dicevo la volta scorsa, il nostro stadio è uno stadio vecchio, però è agibile nelle parti importanti. E poi nel cuore di Enna. È proprio dentro la città, quindi è importante come Marassi, sì, ad esempio a Genova, avere lo stadio dentro la città è una ricchezza, non un limite. È vero, anch'io sono d'accordo. Chiaramente, ripeto, va ristrutturato perché è uno stadio che ha più di 70 anni, per cui non è bello da vedere, sicuramente. Però è funzionale al momento, per cui faremo tutto quello che serve. Aghi ha girato un po' la mia domanda. Ci ho provato. Sai perché? Perché io non mi riferivo soltanto allo stadio, ma mi riferivo a quella che è l'idea dirigenziale e anche all'idea tecnica di un potenziale campionato di Serie D dove necessitano probabilmente nuovi dirigenti, nuovi giocatori. Della scelta tecnica non parlo perché io credo che la conferma di Campanella sia più che doverosa. Se dovesse andare, incrociamo le dita, tutto per il verso giusto. Sì, chiaramente va rimodellato, ridisegnato un po' tutto, perché andremo ad affrontare un campionato che noi, ammesso che arriveremo dove bisogna arrivare, è un campionato che non conosciamo, quindi ci vuole grande umiltà, ci vuole consapevolezza. Perché poi calarsi nella categoria è difficile. Assolutamente sì, sembra una cosa scontata, ma per non la lo Serie è. D, ma non è così, perché se ci sono squadre che la fanno da 30 anni e noi non c'è un motivo, per cui bisogna capire qual è il motivo, bisogna imparare, bisogna mettersi a disposizione e capire, diciamo, il livello, ma ripeto, come l'abbiamo fatto negli anni precedenti per l'eccellenza, se Dio vuole lo faremo anche in Serie D. Bene, bene, bene. Adesso il messaggio per i tuoi tifosi, che deve arrivare dritto al cuore, perché quello sarà fondamentale per poter vincere queste ultime 8 battaglie che potrebbero spalancare il campionato di Serie D la prossima stagione. Ma guarda, la città di Enna a me non mi finisce di stupire, non finisce mai di stupirmi, perché il messaggio che io faccio ai tifosi è: faremo 3 gare in casa, e sono le gare più importanti, che sono le ultime, mi piacerebbe vedere 3 Enna Paternò come pubblico, perché questo significa fare un altro step, una grande vittoria tripla, rifare veramente uno step importante di tutta la città, cioè tutta la città si deve sentire in diritto di volere qualcosa che ci manca oramai da parecchi anni, e quello l'unico modo con cui ci può aiutare è quello di venire allo stadio e venire in massa come è venuto e diventare il 12° uomo in campo, come è stato domenica. Tra l'altro all'interno di questa Enna, di questa stagione, ci sono comunque dei giocatori di grande qualità. Io cito Cosimano, che è stato un giocatore leader nel Giarre, che portò anche in Serie D e che salvò proprio in Serie D, a dimostrazione che comunque questa intelaiatura permette di avere giocatori di esperienza da traino anche per l'altro gruppo nuovo che avete integrato. Ma sì, noi abbiamo fatto questa scelta a inizio anno di riconfermare lo zoccolo duro dello scorso anno, perché secondo noi era la cosa giusta da fare, perché avevamo fatto un grandissimo campionato, per cui smantellarla totalmente non ci sembrava la cosa giusta. Poi abbiamo avuto, diciamo, delle problematiche inerenti il ripescaggio, per cui avevamo costruito la squadra per fare la Serie D, poi non è stato così, quindi il nostro mitico direttore ha dovuto fare un lavoro pauroso in 15 giorni, ha ricostruito una squadra che poi doveva lottare per vincere, quindi dopo non era facile in quel periodo dal 5 agosto in poi, perché già le squadre i giocatori avevano già trovato quindi collocazione. non era per niente facile, ha fatto veramente un gran lavoro. Abbiamo impiegato un po' di tempo, giustamente, perché era necessario
farlo, assemblare un po' tutto, però poi alla fine ci siamo riusciti, abbiamo creato una squadra competitiva che al momento risulta essere la prima. Benissimo, e noi continuiamo a incrociare le dita anche nel rispetto del gruppo di Paternò, che sì, qui ha disputato certamente una grandissima stagione, ha vinto la Coppa, attualmente comunque ancora in corsa per la vittoria del campionato, poi c'è sempre la griglia dei playoff, pertanto ancora tutto è aperto. Anche un paio di settimane fa abbiamo avuto il presidente, anche lui grande rispetto nei confronti dell'Enna, e soprattutto perché il calcio regala emozioni, è bello giocarli poi questi big match, no? Penso che l'atmosfera vostra di domenica è una cosa che vi porterete anche al di là di quello che è il calcio. Io lo dicevo anche al di là del risultato, chiaramente la vinci, ti crea quell'entusiasmo, certo, però giocarle queste gare è importante perché significa che tu ci sei, il tuo lavoro viene riconosciuto, ti sta dando risultati, perché come dicevo prima della gara anche il Paternò sta facendo una stagione straordinaria. Se noi dopo 12 vittorie di fila ce l'abbiamo avute fino a domenica a un punto, significa che anche loro hanno fatto una stagione stratosferica e la stanno facendo ancora adesso. Ora chiaramente quella gara sposta un pochino gli equilibri dalla nostra parte, ma ripeto, dobbiamo lottare fino all'ultimo. Sono emozioni che comunque ti porti a casa anche dopo la partita, no? Cioè poi la trasmetti questa tua emozione all'interno del tuo gruppo familiare. Luigi, io ti ringrazio ancora una volta, a questo punto non c'è 2 senza 3, però con la promessa spero di avere anche Montesano, quindi questa accoppiata che in questo momento è vincente a Enna possa riproporsi, chissà magari in una giornata, in una domenica, dove la parola fine al campionato sia stata già scritta. Speriamo, grazie mille e un saluto anche da Fabio. Grazie a Luigi Stompo, presidente dell'Enna Calcio. Chiudiamo qui la puntata odierna della nostra trasmissione. Vi ricordiamo che da questa settimana siamo in onda alle 15:20 sino alle 16:20, sempre come al solito il mercoledì e sempre come al solito sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti,
supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.